è un momento difficile sicuramente. Cosa si aspetta? Non lo so, spero di rimanere lucida soprattutto, di riuscire veramente, mi sono scritta tutte le cose più importanti da portare via e spero di riuscire a prendere tutto quello che mi serve nell'immediato. Quante volte ha già pensato a questo momento, ha programmato? Tantissime, tantissime. Cosa prenderà per prima cosa? Per prima cosa sicuramente i quadri e le fotografie e poi qualcosa da vestire perché effettivamente noi dal 14 d'agosto siamo entrati soltanto 10 minuti in casa una volta, quindi non abbiamo proprio nulla. Sono qua per mia mamma che ha 90 anni, non può venire, abitava lei da sola qui. Lei vuole tutte le suppelletti, visto che i mobili non si possono prendere, vuole tutte le sue cose, tutti i suoi ricordi di quando era piccola, perché ha ancora le bambole che le hanno regalato quando era piccola, 200 statuine di presepe, che non so se ce la facciamo a prenderle tutte. Quando le hanno detto che poteva rientrare, cosa ha detto? È stata malissimo, sto tuttora male perché penso a quel giorno, speriamo di avere la forza come ce l'abbiamo avuta fino adesso, dobbiamo averne tanta. Fate comunità, comunque il fatto di stare insieme, di... Sì, tantissimo, tantissimo, fortunatamente anche in albergo siamo sempre stati, eravamo in tanti, adesso piano piano ovviamente, giustamente le persone vanno nelle loro case, cerchiamo di farci forza uno con l'altro. L'emozione più forte è rientrare in casa, io rientrerò negli ultimi, quindi il supporto da dare ai miei amici, perché adesso vedrò i miei amici di Scala, io è 50 anni che condivido con loro la vita, quindi l'emozione è quella, riabbracciare persone che magari abitano adesso a Pra, piuttosto che a San Biagio, piuttosto che sparpagliate da tutte le parti.